decoder, ma a 2 giorni dallo switch off che spegnerà nella Marca trevigiana il segnale analogico della televisione, ci sono anche altre iniziative di tutt'altro genere proprio per aiutare soprattutto le persone anziane ad orientarsi con il nuovo sistema televisivo, e una di queste è proprio quella che stanno realizzando in questi giorni gli studenti dell'IPSIA di Castelfranco Veneto, che a partire da lunedì installeranno nei comuni di Castelfranco, Resana, Asolo, Altivole, Vedelago, Riese, Loria e Castello di Godego i decoder nelle famiglie di anziani e di bisognosi. Sentiamo. Buongiorno Galileo Galilei, come posso esserle utile? Non gli funziona il decoder? Ok, e può lasciarmi giù un numero di telefono e dove abita? Luca è uno degli studenti del quinto anno dell'Ipsia Galilei di Castelfranco che all'interno di un'iniziativa promossa dell'istituto tecnico stesso, dal comune e dalle parrocchie, aiuteranno anziani e bisognosi a installare il decoder in vista dell'arrivo del digitale del prossimo 30 novembre. I nostri ragazzi sono di indirizzo elettronico, invece di fare allo stage come fanno ogni anno sulle aziende, opereranno in questo tipo di servizio aiutando la popolazione e gli anziani nell'installazione di questo mitico decoder. Un'azienda castellana che si occupa di alta tecnologia ha persino donato alla scuola 50 decoder, che poi saranno installati nei televisori di quelle famiglie di anziani bisognosi segnalati dalle parrocchie e dal comune. Noi abbiamo collaborato con i comuni, con le associazioni di volontariato, con le parrocchie, le quali ci segnalano loro stessi gli anziani che hanno dei problemi. Il ragazzo viene accompagnato da un operatore per essere riconosciuto e entra quindi su accompagnamento di una persona. Un'esperienza importante quella che vivranno a partire da lunedì gli studenti, che si sono già divisi gli incarichi, chi rimane al call center e chi invece fisicamente farà parte del team in uscita per interventi decoder su richiesta. Sì, è una cosa molto che ci stimola nel nostro percorso, soprattutto è utile, insomma, fare qualcosa per le persone un po' più in difficoltà. Ecco, è anche un motivo per studiare le nuove tecnologie. Sì, senz'altro ci aiuteranno oltre a sviluppare nuove conoscenze anche a migliorare quello che è il nostro sistema televisivo. Parliamo ora di stranieri e di integrazione. È un semplice telecomando che fa funzionare il digitale terrestre. Non ho capito. Luca è uno studente di 19 anni, la sua scuola è l'Ipsia di Castelfranco Veneto, ma per la signora Isetta, classe 1930, è un super esperto di digitale terrestre. È stato il progetto SOS TV, nato dalla creatività di un insegnante di Luca, a farli incontrare. Un'idea semplice che risponde ai bisogni di anziani un po' impauriti dal nuovo che avanza e dal decoder da installare. Che cosa si aspetta dai suoi ragazzi? Si fanno presenti sulle esigenze e le problematiche del territorio e si avvicinano, diciamo, escono dalla scuola finalmente e si aprono anche al territorio. Pronto Ipsia Galilei, come posso aiutarla? Niente, se devi installare il decoder digitale terrestre che non vedo più a televisione. Le passo il personale addetto. Chi ha bisogno di aiuto chiama il numero verde 800 022 000 o il centralino della scuola e i ragazzi, una piccola task force del digitale, va a fare il servizio a domicilio. Per ora sono coperti 7 comuni dell'area castellana, ma le richieste aumentano di giorno in giorno. Però più contenta, guarda, sì, perché mi ha detto pulito, mi adesso ora capivo qualcosa. 81 anni ormai sono un daimone. Era preoccupata che cambiava la televisione? Sì, ho detto mi cosa farai sacramenta. E ciò, mi dispiaceva anche, ma insomma, adesso te vedo che sei come prima. Non to fare, uscita dall'Italia ormai. La TV, sempre identica per 60 anni, ora sta cambiando. Chi la guarda dalla prima trasmissione Rai del 1954 ha paura che il digitale sconvolga abitudini quotidiane. È importante la televisione per gli anziani? Certo, è molto importante. Perché? Perché per passare la giornata, per avere informazioni, altrimenti rimarrebbero un po' esclusi da quello che è l'attività giornaliera, insomma, ecco. Per i 14 studenti che hanno aderito, SOS TV sostituisce un normale stage.
Ma l'assistenza agli anziani va fatta nel tardo pomeriggio, fuori dal loro orario scolastico. Si entra nelle case accompagnati da chi conosce il territorio, parrocchie e associazioni di volontariato. È complicato farlo? No, è molto semplice. E poi il professore ce l'ha spiegato, quindi mi interessa perché questa gente non ha idea di cosa sia un decoder e sicuramente vedere la televisione avrebbe difficoltà. Molti anziani hanno paura delle nuove tecnologie e noi siamo qui apposta per confortarli e dirgli, rassicurarli nel fatto che l'avvento del digitale non cambierà nulla alla fine. Li